1000 persone nell'ultimo anno hanno chiesto aiuto alla Fondazione Antiusura, elargiti prestiti per 980.000 euro, i problemi legati soprattutto alla casa e al gioco d'azzardo, ma con i volontari si può ritrovare la speranza. Combattere la fame nel mondo senza evadere le responsabilità. Intervento del Papa questa mattina alla FAO. È paradossale che 820 milioni di persone soffrano la fame in zone rurali e dedicandosi alla produzione degli alimenti. Giovani chiamati a confrontarsi sul tema della politica, tavola rotonda promossa dalla diocesi domani sera a Lavagna. 4 i relatori, 2 politici, un avvocato e un assistente sociale a dibattito con i ragazzi. Sport, serata da incorniciare al Comunale di Chiavari, la Virtus Entella batte la capolista Pro Vercelli 2-1 e sale a 42 punti in classifica, meno 4 dalla vetta. Domenica biancocelesti in trasferta con la Lucchese. Buongiorno a tutti, bentornati a Tigullio oggi. Lo scorso anno la Fondazione Antiusura di Genova ha elargito 980.000 euro di aiuti economici a persone in difficoltà. Un aiuto importante per chi deve affrontare una crisi dovuta a varie cause, tra queste il gioco d'azzardo. In questi giorni la Fondazione ha ricevuto la visita del direttore dell'Ufficio Ministeriale per la Prevenzione dell'Usura. Vediamo. 1000 persone nell'ultimo anno si sono rivolte alla Fondazione Antiusura. I problemi principali sono quelli legati alla casa, mancato pagamento di affitti o di utenze per fare un esempio, o al gioco d'azzardo. Il compito della Fondazione non è solo quello di dare un aiuto economico, principalmente è ascoltare e fare in modo che questi soggetti inizino un percorso di cura. Solo in seguito si arriva all'erogazione di un contributo. I nostri prestiti sono stati circa il 19% in più rispetto allo scorso anno e complessivamente noi abbiamo aiutato le persone e le famiglie in difficoltà per circa 1.980.000 euro all'incirca. I soldi arrivano principalmente dal Fondo per la prevenzione dell'usura erogato dal Ministero dell'Economia. Nel 2018 sono stati stanziati 19 milioni di euro a favore di circa 250 enti italiani. La cifra deriva dalle sanzioni per il mancato rispetto delle norme antiriciclaggio e valutarie. In pratica si previene l'usura perché i fondi vengono elargiti a persone in difficoltà che nel tempo riescono a restituirli e a rimettersi in carreggiata, evitando guai peggiori. Circa nell'80% dei casi comunque i finanziamenti vengono restituiti, cioè non ci sono quello che viene chiamato in gergo legale escussioni, quindi questo significa che veramente la scommessa che viene fatta su queste persone, queste famiglie, questi individui viene poi vinta, cioè si rimettono in piedi, rientrano nell'economia legale. Le richieste vengono valutate da una commissione dopo un primo colloquio con i volontari. Io ho un caso che ricordo con piacere di una povera signora rimasta alluvionata che aveva bisogno proprio di 1.000 euro che detti così possono non sembrare una somma, ma per lei erano una somma enorme per riuscire ad affittare un nuovo appartamento per lei, i suoi 3 figli e il marito. E noi lì siamo intervenuti, anzi addirittura con un contributo a fondo perduto. Diverse le storie che arrivano legate all'azzardo. Purtroppo ci sono famiglie semplici con un buco da 70.000 euro o coppie che giocando al bingo hanno perso la salute, il lavoro e gli amici. In Fondazione però si può ritrovare la speranza. Perché non ne puoi fare a meno di giocare e quindi qualche persona che ha cominciato a uscire da questa dipendenza mi ha detto che gli è sembrato di rinascere. I dati della Fondazione Antiusura fanno riflettere, sono un segno che la povertà non sta diminuendo. E c'è un altro tema di riflessione di oggi che è quello della fame nel mondo. Infatti in corso di svolgimento alla FAO di Roma la 42esima sessione del Consiglio dei Governatori del Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo. Il tema è innovazioni e iniziative imprenditoriali nel mondo rurale. Questa mattina è intervenuto il Papa che ha portato, così ha riferito, gli aneliti e i bisogni della moltitudine dei nostri fratelli che soffrono nel mondo la fame e la malnutrizione. Nel servizio la sintesi dell'intervento di Papa Francesco. La nostra società ha ottenuto grandi risultati in diversi ambiti del sapere, ma milioni di persone nel mondo ancora soffrono la fame e la malnutrizione. La constatazione costituisce il punto di partenza della riflessione proposta da Papa Francesco dinanzi ai partecipanti alla 42esima sessione del Consiglio dei Governatori del Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo. L'intervento del Pontefice in lingua spagnola dura 10 minuti in cui chiarisce che per raggiungere gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile è necessario un impegno corale e l'assunzione di responsabilità. Esorto coloro che hanno responsabilità nelle nazioni e negli organismi intergovernativi
nonché coloro che possono contribuire dal pubblico e privato a sviluppare i canali necessari affinché possano essere attuate misure adeguate nelle regioni rurali della terra, in modo che possano essere responsabili delle loro produzioni e del progresso. Papa Bergoglio precisa che la sua presenza alla cerimonia intenda portare gli aneliti e i bisogni della moltitudine dei nostri fratelli che soffrono nel mondo. Lo sradicamento della povertà, la lotta contro la fame e la promozione della sovranità alimentare, precisa Francesco, sarà possibile solo se si promuoverà lo sviluppo rurale di cui si parla da tempo ma che ancora non si è concretizzato. Sarebbe necessario concedere il protagonismo diretto a coloro che sono colpiti dall'indigenza, senza considerarli meri destinatari di aiuti che possono finire per generare dipendenze. Quando un pueblo si acostumbra a depender, non si desarrolla. Infine il Papa si concentra sull'innovazione che passa attraverso la capacità imprenditoriale, sul protagonismo degli attori locali, sull'efficienza dei processi produttivi per ottenere la trasformazione rurale al fine di sradicare la denutrizione e sviluppare in modo sostenibile l'ambito agricolo. In questo contesto è necessario promuovere una scienza con conoscenza e porre la tecnologia al servizio dei più poveri. Veniamo ora sul nostro territorio. Un dibattito aperto ai giovani sul tema della politica. Lo propone la diocesi di Chiavari con l'obiettivo di gettare il seme buono del Vangelo nell'impegno politico. I ragazzi sono invitati a partecipare ad una tavola rotonda che è in programma domani sera alle 20:45 nella chiesa di Maria Madre a Lavagna. Le interviste di presentazione. Venerdì sera tavola rotonda a Lavagna dal titolo Con la P maiuscola. Su che cosa si vuole riflettere? Si rifletterà sull'argomento della politica. Proviamo a introdurre questo argomento ai ragazzi che molte volte sentono lontano il tema politica dalla loro vita. Venerdì 15 febbraio alle 20:45 tratteremo di questo argomento in un modo particolare con una tavola rotonda con 4 ospiti. Perché questo titolo? Questo titolo l'abbiamo ripreso dal discorso di Papa Francesco a inizio anno, dove dice di entrare in politica facendo politica con la P maiuscola, e abbiamo pensato di riprendere questo nome. Chi è invitato a partecipare? Sono invitati tutti i ragazzi, studenti che hanno più di 18 anni, universitari e giovani lavoratori. Chi saranno i relatori della serata? I relatori della serata saranno 2 rappresentanti di politica, che sono Claudio Muzio, consigliere regionale, che è in politica da molti anni, e Luca Ciotoli, che invece è neoentrato nel Consiglio Comunale di Sestri Levante. Poi ci saranno 2 rappresentanti della società civile, Rosalba Locci, che è assistente sociale del comune di Rapallo, e Maria Grazia Gandolfo, che è un avvocato ed è stata vicepresidente del settore adulti dell'Azione Cattolica. A questo momento di incontro seguirà un altro appuntamento? Sì, seguirà un altro appuntamento che sarà il 1° marzo, sempre a Maria Madre, alle 20:45, dove ci saranno dei laboratori di lavoro. Ora spazio all'economia, come di consueto il giovedì parliamo delle detrazioni per il 2019 nell'ambito dei lavori di ristrutturazione e di risparmio energetico. Vediamo le principali novità nella scheda della settimana. Per il 2019 sono confermate le detrazioni fiscali al 50% per i lavori di ristrutturazione e quelli finalizzati al risparmio energetico, ed è stato prorogato anche il bonus mobili ed elettrodomestici. Sul sito internet agenziadeleentrate.gov.it sono disponibili le versioni aggiornate delle guide ristrutturazioni edilizie, le agevolazioni fiscali, bonus mobili ed elettrodomestici e le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, che spiegano in dettaglio i benefici spettanti ai contribuenti per il 2019. La detrazione IRPEF del 50% è confermata su un tetto massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. L'agevolazione è confermata per chi acquista entro l'anno in corso anche un box, un posto auto o una casa in un edificio interamente ristrutturato.
Occorre prestare attenzione al nuovo adempimento introdotto dalla legge di bilancio 2018, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici. Per gli interventi che comportino un risparmio energetico occorre trasmettere all'Enea una comunicazione dei lavori effettuati entro 90 giorni dalla data della loro ultimazione. Per quelli terminati nel 2018 la trasmissione va fatta attraverso il sito apposito dell'Enea. Soltanto per gli interventi la cui data di fine lavori è compresa tra il 1 gennaio 2018 e il 21 novembre 2018, sul sito Enea è chiarito che la scadenza per l'invio è fissata al 21 febbraio. Per gli interventi di quest'anno è in corso di predisposizione un nuovo portale telematico, per cui al momento non è possibile effettuare alcun invio. Nello spazio internet dell'Enea è inoltre disponibile una guida rapida per la trasmissione dei dati, con l'elenco degli interventi per i quali è scattato il nuovo obbligo. Non si registrano novità invece sulle tipologie di intervento che danno diritto all'agevolazione e sulle modalità di pagamento. I contribuenti che intendono richiedere le agevolazioni del bonus ristrutturazioni sono obbligati a pagare con il bonifico parlante, nel quale bisognerà inserire dati specifici e soprattutto per quanto riguarda la causale della ristrutturazione e il codice fiscale del beneficiario. Non possono usufruire della detrazione gli interventi pagati con assegno o carta di credito. Il mercato settimanale del giovedì a Rapallo continuerà regolarmente. A deciderlo l'amministrazione dopo un tavolo di confronto che si è svolto questa mattina in comune. Sul tavolo la collocazione del mercato a causa del nuovo cantiere Iren che aprirà oggi pomeriggio. Dopo uno studio da parte della Polizia Municipale e venendo incontro alle esigenze degli ambulanti, è stato deciso di allargare, tra virgolette, il mercato nell'area limitrofa di via Gramsci e via Diaz per un numero di banchi pari a 24. In questo modo gli ambulanti potranno rimanere nella loro collocazione tradizionale, solo leggermente traslati. I proprietari dei vari stand, assicura il sindaco, non perderanno così le prossime giornate lavorative. Ora la rassegna stampa con i titoli dei quotidiani in edicola quest'oggi, poi ci ritroviamo con le altre notizie e la pagina dello sport. Avvenire titola emergenza medica. Il nodo delle ammissioni limitate ai corsi di laurea e l'effetto di quota 100 sono visibili già sugli organici, ma lo diventeranno soprattutto nei prossimi 5 anni. Mancano dottori di base ospedalieri, saranno 45.000 in meno nel 2023. Le ASL corrono ai ripari richiamando pensionati e con assunzioni interinali. E intanto c'è anche un certo fermento sul trasporto aereo. All'Italia il governo entra nel capitale con Delta EasyJet, riassetto della compagnia di bandiera. E dal Vaticano la notizia: saranno santi i cardinali Newman e Mizensky. Il cardinale inglese John Henry Newman, nato nel 1801 e morto nel 1890, e il cardinale ungherese Joseph Mizensky, 1892-1975. Presto canonizzato il teologo inglese, virtù eroiche per il porporato perseguitato dai comunisti ungheresi. Per nuove autonomie avranno i portafogli, governo oggi il Consiglio dei Ministri anche su questo tema, partecipazione al gettito per le regioni. E nelle amministrative, esperti e liste civiche, Di Maio cambia così le alleanze per il Movimento 5 Stelle. C'è un altro governo un po' in crisi, anzi questo proprio nel pieno della crisi, Sánchez che vuole ormai la fiducia ma non la ottiene, quindi la Spagna va verso il voto. E noi andiamo verso il secolo XIX, stop alla TAV, l'Italia rischia 5 anni senza i fondi dell'Unione Europea, il controdossier del commissario dissidente, dall'opera benefici per almeno 400 milioni di euro. Tensione intanto con la Francia e Macron invita Mattarella a Parigi. Si sposta a Roma la battaglia sui confini del parco di Portofino. Subacquei dispersi, trovato il corpo di uno dei due liguri, non si è ancora capito di quale dei due, comunque uno dei due sicuramente, nelle acque del lago El Doudou nella Repubblica del Santo Domingo. Le nuove sfide di Genova sotto il segno dell'innovazione, oggi l'evento all'Acquario e poi la Virtus Entella passa all'ultimo con la nemica Pro Vercelli 2-1 in casa, punti molto pesanti per la squadra chiavarese. Nel Levante, infiltrazioni mafiose, Sestri ospiterà la giornata regionale della memoria, Libera, l'associazione di Don Ciotti, Lavagna, oggi unico comune del nord, sciolto proprio per questo, per infiltrazioni mafiose. Il 21 di marzo, corteo e lettura dei nomi delle 900 vittime. Intanto domani sera, sempre a Sestri Levante, si dibatte sul decreto sicurezza al Teatro della Lavagnina con inizio alle ore 21.
Ancora dal Levante, ma siamo a Rapallo, mercato sospeso, ora è polemica, si trovi un'altra soluzione. Battaglia sul nuovo stop, le associazioni di categoria chiedono di salvarlo, il sindaco bisogna stringere i denti e il Movimento 5 Stelle all'attacco, colpo di grazia alla città. Colombi di Ascom al lavoro per trovare un'alternativa che eviti la sospensione. Ed ora la linea passa a Genova per vedere quali sono gli argomenti del settimanale Il Cittadino. Chiesa accogliente, il titolo che apre il Cittadino della settimana, l'attenzione del Consiglio pastorale diocesano svolto in seminario, la situazione degli immigrati con la presentazione di un documento curato da Caritas e Migrantes circa l'accoglienza e il decreto immigrazione. Altro tema riportato in prima pagina e trattato al Consiglio pastorale, la scuola diocesana di formazione sociopolitica. I cattolici non disertino la politica. Il corso gratuito inizierà lunedì 18 febbraio nei locali dell'apostolato liturgico. Taglio centrale, padre Maccalli, 5 mesi dal sequestro. Ancora nessuna notizia del missionario della SMA rapito in Niger lo scorso 17 settembre. Fondo pagina, l'attenzione della Chiesa agli ammalati. Si è svolta in cattedrale la giornata del malato con la Santa Messa presieduta dal cardinale arcivescovo. Tutte le altre notizie all'interno del giornale e sul nostro sito www.ilcittadino.ge.it. Ora andiamo in redazione per gli ultimi aggiornamenti. C'è Andrea Capitani. A te Andrea. Grazie Maurizio, buongiorno a tutti. Oggi 14 febbraio vogliamo parlarvi dalla redazione di due ricorrenze. Una un po' più triste, quella del crollo del ponte Moranti. Sono esattamente 6 mesi da quel 14 agosto dove persero la vita 43 persone proprio a causa del viadotto sul Polcevera. Questa mattina, come di consueto, come succede ormai da 6 mesi a questa parte, il 14 di ciascun mese viene fatto memoria delle 43 vittime con le persone, i familiari delle persone, e questa volta sono fermati anche gli operai delle ditte che stanno operando all'interno del cantiere per la demolizione e la ricostruzione. 14 di febbraio, che è anche la festa di San Valentino, la festa degli innamorati, e si è rinnovata la cerimonia che si sta svolgendo ormai da anni a questa parte al comune di Cogorno. L'amministrazione vuole dare un riconoscimento alle coppie più longeve che festeggiano quest'anno i 50 anni, 55 e 60 anni e gli oltre 60 anni di nozze, e 48 quelle che sono state invitate nell'aula consigliare del comune di Cogorno per festeggiare insieme all'amministrazione questo importante traguardo, una cerimonia che ha visto anche la consegna di fiori e appunto alle coppie che sono intervenute. Ne parleremo questa sera in modo più approfondito nell'edizione di Tiguglio Oggi. Per il momento la linea torna allo studio. Grazie Andrea, noi siamo così allo sport, parliamo del calcio. La Virtus Entella ha battuto la capolista Pro Vercelli al Comunale di Chiavari 2-1. A segno al 9° minuto Mancosu, poi il pareggio degli avversari su calcio di rigore con Morra. Al 90° Caturano regala la vittoria ai biancocelesti, che così conquistano 3 punti importantissimi. La Pro Vercelli resta capolista a 46 punti, la Virtus Entella sale a 42, ma ci sono ancora 7 partite da recuperare. Le interviste. Mister, un approccio feroce, avevate tanta voglia di giocare questa partita, probabilmente i 20 minuti migliori dall'inizio della stagione, poi il pareggio della Pro, e poi questo gol alla fine, forse col senno di poi è ancora più bella così. Sì, ma è sofferta. Noi abbiamo veramente avuto un grande approccio, abbiamo lavorato molto di aggressività e soprattutto di profondità. E loro hanno sofferto questa situazione, abbiamo fatto gol, ma secondo me dovevamo chiuderla perché abbiamo avuto altre 2 o 3 palle incredibili. Alla fine abbiamo voluto questa vittoria, abbiamo costruito quella palla gol con Mota qualche minuto prima del gol e poi il gol. Secondo me è una vittoria assolutamente meritata. Devo fare per i complimenti alla Pro Vercelli, al mio collega, perché ha messo su una bella squadra, ha messo su un bel collettivo. Arriviamo alla partita, il tuo gol ha rotto subito l'equilibrio, in particolare il tuo approccio in questa squadra è stato davvero ottimo, stai trovando gol veramente con regolarità incredibile. Sì, fortunatamente è così, ma devo ringraziare appunto la squadra e lo staff, il mister, perché mi hanno subito messo nelle condizioni ideali, mi hanno subito fatto trovare a casa come se fossi qua da una vita, quindi devo ringraziare soprattutto loro. Poi in questo periodo la palla sta entrando e siamo contenti perché diamo punti all'Entella. Direi che hai trovato una partita leggermente importante per tornare al gol.
Sì, ci tenevo tanto, come ogni attaccante che comunque da un po' di tempo non fa gol, cerca continuamente il gol e stasera ci sono riuscito. Sono contento, sono contentissimo, soprattutto perché è arrivato un momento molto importante per noi, dove stiamo dando continuità comunque ai risultati positivi e ci tenevo a tornare al gol, ma soprattutto per questa vittoria fondamentale. Bene, il telegiornale si conclude qui, noi ci ritroviamo questa sera alle 19:15 con Tiguglio Oggi. Per tutte le informazioni continuate a seguirci sul sito teleradiopace.com. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.